Din lo burreo librerio, un prezioso armari et bosco piastrunà in terzià, e alla raffinà collezione porcelane di Luigi Mallet. Gli oggetti sono dei perfetti esempi del gusto del secolo della porcellana, lo Settecento. L'amor per l'esotic, la galanteria, le pastorelle, il gusto per le nuove bevande, caffè e cioccolato, l'osservazione della natura e l'essere gioioso e senza pensiero. Lo Museo Mallet guarda una man d'oggetti che mostrano l'evoluzione delle forme e delle varietà di decor in le picciotte tasse realizzate dalla manifattura Meissen, la mai antico e prestigioso fabbrico europeo. Le tasse da cicolata remontano al 1720-1735 e med disegno chinoiserie e decoro all'orientalo. Lo pintre ha saputo realizzare in spazi ben picciotti una varietà di personaggi che si promenano in Levenhaus l'esotic, fan da mangiare per il tè e se buggen le gir di un paesaggio e med drole baboie voluire. Le scene sono incornisate da cartelle dal complicato disegno a rocaio dic Laub und Bandelwerk, un di mai charmante la porcellana Meissen del premier periodo. Pensa al principi come decorazione di bord, presento accanto gambe, rame, vinche, e poi si giunte i treillis, come un attrezzo de salis, minca tanto stilizzata e geometric, minca tanto libre e parpaglioniante. Ghiacciai due mani fin, lor forma elegante a rionde n'avvisano un profilo narreio, ma decolle raffinate e scricce ornamentale che incadrano le stampe a bolindare e revus. Sulla manifestazione del gusto artistico dice rococò, tipica la primiera metà del Settecento europeo, caratterizzata in stile elegante e leggier e che impiega stucche, entai, mirai, porcellane, sede e brocà. Remonto alla metà del Settecento la trembleuse, la curioso tasso decorata monocrom color porpro e menoble dame e cubie che si promenano in ten park. Le scene mitologiche e galante n'avvisano le stili di cadre de Watteau. A questa drollo tasso un pietlin in rilievo al centro che serviva a tenerlo fermo in ti viaggi in carrosso. Ma era utile de copere a chi che avviene la tramulino o a chi accostuma a far colazione in tagliecci. I mas de fior naturalistic bigaiada ai color rosso, violetto, rosa, verde, bioia e giaun sono protagonisti di decor della porcellana Meissen nella seconda metà del Settecento. L'interesse sempre mai forte per gli studi scientifici di piante e bestie si ritrova un tal gusto per la decorazione floreale sulla porcellana. I pittori prendevano il loro soggetto dai libri botanici illustrati del tempo e facevano attenzione a realizzare delle riproduzioni fedeli. Sulle tasse e i piatlin è presente la marca della manifattura Meissen, due spae incrociate tirate dalle stemma della Sassonia, la regione almanda in cui si trovava la manifattura. L'invenzione del fino porcellano bianco in Europa è sopra l'alchimista allemand Friedrich Böttger, che aveva meschiato l'alabastra caucinà e melo caulin bianco, cuoce al forno alla temperatura ben alta. Comenzo parei nel 1710 la manifattura reale del porcellano a Meissen e me lo mai apprezziamo della tura di porcellane, Johann Joachim Kendler. Da per le tipiche decorazioni aveva inventato una modellazione in rilievo arrivando a creare delle sculture in porcellano. In provincia di Cuni si trova il Museo della Ceramica di Mondui. Si trova a 40 km da Dronie e guarda una collezione di mai di 60 che contiene una storia plurisecolare alla produzione moregalese della ceramica. La parete di terraio è una ceramica a corpo bianco e pasto fino, ad obra per tondin, e invece non sente caratterizza la cultura e l'economia locale, grazie a dei simboli unici come lo giallo della cua bigaià e le decorazioni a spongia taglià.